Ritroviamoci in diretta, sono le 11 come promesso, siamo anche puntuali. Ieri è stata una bella sorpresa perché durante la telefonata con Francesca Verrecchia ha scritto un post, non l'ho visto in diretta, chiedo scusa a lui e agli altri che non ho letto in diretta perché davvero sono stati tanti e ve ne ringrazio. Una persona che conosco a occhio da 5 lustri, dico 5 lustri perché così ci fa sentire meno vecchi. Sì, esatto. Ma la cosa più grave è che non lo vedo da 3. Allora, Direi di sì. ecco, allora, Diego Bonavina, che io conobbi tanti anni fa allo Stadio Tenni, posso dire giusto? Certo, sì, assolutamente. E questo perché poi parleremo del fatto che lui ha commentato una cosa molto bella sul mondo dell'equitazione, però io vorrei partire un po' anche dal calcio perché ho trovato nel suo Facebook questa foto che lei deve giustificare con Zvonimir Boban, Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic con la maglia credo del ritorno al Milan. Assolutamente sì, però voglio dire, cioè sono i casi della vita, niente di particolare, voglio dire. Cioè io mi trovo in certe situazioni perché faccio parte anche dell'Associazione Italiana Calciatori, sono presidente della Onlus del sindacato dei calciatori, quindi mi occupo di tutte le iniziative di beneficenza, di solidarietà a favore di calciatori ed ex calciatori, e diciamo che in questa veste ho la fortuna di trovarmi a contatto con dei campioni straordinari. E vabbè, può capitare. Campioni straordinari contro qui Diego Bonavina ha giocato, perché io non vorrei ricordare male che poi ci fu la polemica con Gentilini che era in tribuna che disse stasera mangiamo Puente Musso per un 3-0 mi sembra con Napoli, se non ricordo male, vado così a spanne. Adesso ti ricordi qualcosa di più di me. Io ho dei ricordi straordinari, se vogliamo raccontarne un aneddoto incredibile. Ecco. Era quello di una partita di Coppa Italia giocata contro il Catania, ma non era tanto la partita in sé col Catania, noi eravamo in Serie B, erano la fine degli anni 90, quindi eravamo attorno al 98 probabilmente, partita contro il Catania, all'andata a Catania 1-1, al ritorno ci giocavamo la qualificazione, perché quello era la cosa importante, perché saremmo andati a giocare all'Olimpico contro la Roma. Chi vinceva quella partita doveva giocare contro la Roma il secondo turno di Coppa Italia, e 1-1 alla fine anche dei tempi regolamentari, si fanno ai supplementari e a 3 minuti dalla fine faccio gol io, 2-1, e poi al 120esimo il Catania pareggia per il discorso dei gol validi in trasferta e gol doppi in caso di parità di risultati. Il Catania fu promosso, quindi grande delusione, tutti andammo negli spogliatoi e allora però mi ricorderò sempre l'allora sindaco Gentilin che entrò in spogliatoio, tutti con la testa abbacchiati, con la testa così all'ingiù, e insomma venne da me e mi disse: Bonavina, capitano, tira su la testa perché noi altri siamo contenti. E io gli ho detto: sindaco, ma siamo contenti, abbiamo perso una partita, non possiamo andare a giocare. Noi altri non dobbiamo giocare a Roma perché Roma è ladrona, ricordate sempre. Vabbè, allora vediamo. Detto che io sono, tra l'altro, io sono romanista, perché mi innamorai da piccolino, abitavo a Roma, di una storia molto triste che era quella di Taccola. Ah, mamma mia, sì. Un ricordo, vediamo se io vado caccia di ricordi di Bonavina. Intanto saluto alcune persone che stanno come Medio, come Claudio. Vorrei vedere un ricordo di Diego Bonavina, capitano del Treviso, di un pianoforte. Come di un pianoforte? Un pianoforte. Non trovi il pianoforte nella sua memoria? Di un pianoforte? Sì. Mamma mia. Allora ci provo io, attenzione, vediamo se ci riesco. È un pianoforte con coinvolto un grande amico che ho sentito anche recentemente. Ah, mamma mia, Red, grandissimo. Ferma. Ah, sì, dimmi. Eccolo.
Che effetto fa? Mi stai facendo vedere i brividi, ti giuro, i brividi. Quella che sentirete tra un istante è Chiara Canzian. Esatto, che all'epoca era una bambina di 6 anni probabilmente, non mi ricordo, però era piccolissima. Credo che siano ricordi davvero belli, Bonavina, o sbaglio? Ma guarda, giuro, i brividi perché questa è vita proprio, sono ricordi. In centro al tennis c'era un pianoforte, eccoli qua, tutti insieme nell'immagine, Red Canzian, sì, c'era Chiara che cantava, avete sentito, al pianoforte c'era il figlio di Bea, che è la moglie di Red, che lui considera assolutamente un figlio. Intanto saluti vari Antonio, Medi, Diego, Bonavina, ecco qua, che sta guardando il video, ti ringrazio, quindi ti stai seguendo anche, mi fa piacere. Sì, assolutamente. Insomma, sono ricordi, ma mi faceva piacere raccontare anche questo, insomma, di un passato che è bello ricordare. Questa è una bellissima sorpresa quella che mi hai fatto. E devo dire che secondo me questa, tra gli inni delle squadre di calcio, questo è secondo forse soltanto, non da romanista, perché Venditti, grazie Roma, è davvero bellissima. Sì, però penso che questi siano i due più begli inni che ci siano in Italia per una squadra di calcio. Questo è veramente bello, devo dire la verità, veramente bello. Sono molto belle le parole, Sì. E parlando di in questo momento di difficoltà, sono molto belle le parole che Stefano Dorazio ha scritto per Robby Facchinetti, per parlare di quella Bergamo dove forse una partita di calcio ha fatto iniziare la tragedia. Può essere perché le coincidenze in queste situazioni drammatiche faccio fatica a crederci, quindi credo che lì sia stato proprio l'inizio di un disastro che ha colpito proprio Bergamo e dintorni. Sì, credo che comunque sono partito dal calcio appunto perché io ho il piacere di ricordare Diego Bonavina, capitano di quel Treviso. Adesso francamente qui la memoria di Bonavina sicuramente è meglio della mia. Il Treviso andò in Serie A prima del Calcio Padova o dopo? Allora no, il Treviso andò in Serie A, in realtà fu una situazione molto, molto particolare perché andò in Serie A con Calciopoli, cioè quando il Treviso, all'epoca allenato da Beppe Pillon, si classificò, diciamo, non mi ricordo se sesto o qualcosa del genere in classifica, però fu l'anno in cui Juventus, Milan, Lazio andarono, e c'era Maldini credo fosse in quel Milan. Sì, assolutamente sì, e in quella circostanza non furono iscritte al campionato e quindi di conseguenza furono ammesse al campionato di Serie A quelle che si erano classificate immediatamente dopo nel campionato di Serie B, e quindi il Treviso fece questa esperienza, devo dire a posteriori, drammatica, perché a seguito di quel campionato di Serie A ci furono probabilmente una gestione non proprio oculatissima, il Treviso venne retrocesso immediatamente, tra l'altro con una marea di debiti, questo lo possiamo dire perché è la storia giudiziaria che ce lo ricorda, fallimento. Ne approfitto per salutare l'avvocato Stilo che da allora credo se ne sia occupato delle vicende giudiziarie del Treviso. Sì, assolutamente, ma insomma devo dire che da allora è cominciata purtroppo un'inesorabile discesa. Però dicevo appunto, la mia memoria è il Calcio Padova andò in Serie A dopo? Prima? No, il Calcio Padova andò in Serie A nel 1994. Quindi fece 2 anni di Serie A dal 94 al 96 e dopo il Calcio Padova fu legato anche quella a una vicenda clamorosa, perché con il passaggio di proprietà
dal presidente Giordani, che tra l'altro è l'attuale sindaco. Per quello lo citavo, tra l'altro devo dire che ho trovato pochi giorni fa per caso la lettera di addio che ci mandò a noi giornalisti Alexi Lalas, quando andò via, che andò via piangendo da Padova. E io cito appunto la storia del Padova perché il presidente del quel Padova in Serie A c'era un certo Sergio Giordani. Sì, assolutamente sì. Poi che lei vede spesso, che credo che Bonavina assessore veda spesso. Direi di sì. Abbiamo avuto tantissimi articoli su giornali proprio per la particolarità, cioè del fatto che in una città importante come Padova ci sia un sindaco, ex presidente della scuola di calcio, e l'assessore allo sport, capitano e giocatore della squadra anche del Padova, insomma, quindi è una particolarità sicuramente. Quindi sì, è logico, con Sergio condividiamo la passione calcistica, la passione sportiva, ma condividiamo ovviamente adesso anche altre questioni che riguardano la città di Padova. Da sportivo e da assessore, ieri durante la diretta con una sua collega, l'avvocato Francesco Verrecchia, che fa parte di questa commissione istituita dalla FISE Veneto, questa commissione straordinaria voluta dalla Presidente Campese, Bonavina ha fatto un commento, da cui nasce questa intervista e ne sono molto felice, dimostrando la sua sensibilità e la sua vicinanza al mondo dell'equitazione. Ma sì, è una situazione che mi preoccupa tantissimo, mi preoccupa la situazione dello sport in genere, perché si parla tantissimo in questo momento di riprendiamo, non riprendiamo il campionato di Serie A. Bonavina, le chiedo una cosa così, ma se fosse oggi, si immagini il Padova di giocare, ma se c'è una trasferta, cioè la partita col Cagliari in Sardegna, dove si va a dormire? No, ma è tutto assurdo. No, ma facciamo che si possa ripartire. Dove va a dormire la squadra? Ma allora io dico che per l'Inter, la Juventus, il Milan che deve andare a giocare a Cagliari, secondo me il problema non è. Vai e torni? Un'ora prima, un'ora dopo? No, prendono una squadra, sanificano un albergo con dei costi pazzeschi. Appunto, non è così semplice. Anche perché aprire un albergo chiuso per un giorno è costosissimo. Ma sì, ma stiamo parlando veramente di follia. Invece l'equitazione è un concorso salto ostacoli, in realtà è molto più facile e molto meno pericoloso da fare domani. Intanto ci saluta Clara Campese, che ci sta guardando anche lei in diretta. Grazie Presidente. Ripeto, un domani fare un concorso di salto ostacoli con il distanziamento che c'è è più facile di una partita di calcio, sicuramente. Assolutamente sì, ma tu sei già un passo avanti. Perché stai già parlando di competizione. No, ma perché ieri ce l'hanno chiesto, lo dico perché ieri ce l'hanno chiesto. Noi qui dobbiamo ragionare prima di tutto sul lavorare in sicurezza. Certo. Lavorare in sicurezza, parliamo, ovviamente ci dedichiamo al mondo sportivo. Ieri ho detto che i maneggi devono essere i primi come impianti sportivi a riaprire, perché sono fermamente convinto che qui siamo di fronte a uno sport in cui c'è un rapporto tra essere umano e animale, e è un rapporto di amore, è un rapporto di affetto, è un rapporto che va al di là, cioè non è l'attrezzo, non è il giocatore di basket che ha il pallone e deve far canestro. Qui si tratta di rapporti. Intanto facciamo vedere Diego Bonavina di oggi. Rapporti tra esseri viventi, e quindi credo che da questo punto di vista, siccome non c'è quel rischio di assembramento, perché nei maneggi non c'è questo, perché basta scaglionare gli ingressi, c'è il cavallo, c'è il proprietario del cavallo e probabilmente c'è l'allenatore, e voglio dire, secondo me con delle tutele che possono essere adottate, sicuramente devono essere riaperti prima i maneggi rispetto a una palestra, piuttosto che rispetto a un campo di rugby, dove c'è per definizione un contatto fisico tra le persone. Quindi io sono convintissimo, e sicuramente la Francesca Verrecchia che saluto e ringrazio per la sua attività,
deve come FISE deve sicuramente far sentire, ma lo avrà già fatto di sicuro, la propria voce da questo punto di vista, perché i CONI e poi di conseguenza il Ministro dello Sport sono sensibili alle iniziative e alle richieste che le federazioni fanno, e credo che già fare una specie di progetto specificando quali possono essere le tutele sia per il cavallo che per i frequentatori del maneggio, e presentare questo progetto chiedendo la riapertura come primo impianto sportivo, io sono convintissimo che dobbiamo andare in quella direzione. Anche perché io chiedevo, e mi hanno dato la mano sia Francesca Verrecchia che Roberta Zorzi, di dire a Padova Comune quali sono i maneggi, e non è che sia uno soltanto, perché mi citano Horse and Rider, Scuola Padovana di Equitazione, Scuderia al Santo, Centro Ippico Padovano, Gondrana e Berta, Centro Educazione Equestre, senza poi parlare dei cavalli che ci sono in un tempio di equitazione dell'ippica come Padovanelle. Sì, ma assolutamente, ma Padova è destinataria, cioè è Padova, poi Padova è provincia, ce ne sono tantissimi di maneggi da questo punto di vista, c'è una grandissima attività. E abbiamo anche delle manifestazioni che abbiamo ospitato con dei cavalli meravigliosi che hanno attraversato la città, quindi voglio dire, Padova ama questo sport, lo ama questo sport. L'anno scorso la coppa, cioè la gara bellissima proprio alle Padovanelle degli attacchi per esempio, spettacolare, con dei team da tutta Italia meravigliosi. Sì, assolutamente sì. Insomma, io sono molto attento a questa cosa e siccome seguo un pochettino le questioni che legano questi ragazzi meravigliosi con questi animali stupendi, ogni tanto rifletto su qualcuno che manda messaggi del tipo ma ho visto la videochiamata con il cavallo, tra l'altro ieri consigliavi anche questo tipo di iniziativa che insomma sicuramente per cercare di togliere queste barriere, ma mi sembra proprio ieri nella trasmissione con la Francesca Verrecchia c'era una persona che ha scritto io sono andata a vedere il mio cavallo e sembrava quasi che dopo un mese mi volesse mandare via, come per dire ma dove sei stata tutto questo tempo? E queste sono cose sicuramente che toccano. No, perché io mi ricordo quando hanno chiuso in provincia di Padova Voiugani, dove io ho abitato per anni, una famiglia che era fuori, che ha avuto il problema che non poteva rientrare perché era fuori e c'erano i cani a casa, cioè il rapporto tra l'uomo e l'animale, che sia per uno il cane, per l'altro il coniglio, per uno il cavallo, sono rapporti affettivi importanti, anche quelli. Assolutamente sì. Ecco, sono esseri viventi. Visto che sto parlando con un grande sportivo, uno che è rimasto appassionato dello sport, appunto io mi ricordo la militanza nell'associazione calciatori, dove forse non tutti si ricordano che un certo Damiano Tommasi, presidente, dopo un gravissimo infortunio conseguito, purtroppo vissuto nella Roma, che lo stipendiò durante una lunghissima malattia, tornò a giocare chiedendo alla Roma di metterlo al minimo sindacale per ringraziare di come era stato trattato dal giocatore. Questo per capire le persone poi chi sono. Damiano Tommasi è un grandissimo uomo, ecco. Siccome Bonavina è su quello stile, per quello che lo conosco io, e appunto lo ringraziamo per la sensibilità dimostrata nei confronti del mondo dell'equitazione. Io chiedo al politico Bonavina, se magari so che appunto lei, la Presidente, vi conoscete, vi sentite, se può dare una mano su questa strada di cercare di rendere possibile il ritorno scaglionato, articolato, per appuntamento, uno alla volta, 3 alla volta, distanziati, tutto quello che bisogna fare perché le persone possano tornare a salutare i loro cavalli, neanche montargli in sella, ma anche solo mettergli una lunghina e portarlo a fare 2 passi. Sì, io allora preciso che sono evidentemente a disposizione di tutti, perché come lo sto facendo per tutti gli sportivi, tutte le associazioni sportive che sono
disastrate in questo periodo di emergenza. La Francesca sicuramente sa perfettamente quello che deve fare, ma poi ci conosciamo, quindi con la Francesca sicuramente ci confronteremo. Anche il supporto politico credo che possa guarda, essere utile, insomma. Quello sicuro, io veramente ci credo fermamente a quello che dico, a quello che ho scritto nel post ieri durante la vostra trasmissione. Dobbiamo lavorare perché, siccome dobbiamo andare verso una graduale ripresa, sempre tenendo in considerazione la sicurezza delle persone, però questo tipo di attività sportiva è sicuramente quella che può essere ripresa per prima, sicuramente. C'è chi scrive che negli ippodromi non si è fermato nulla. Beh, io credo francamente che negli ippodromi sia tutto fermo, cioè non si occupano dei cavalli come se ne occupano i maneggi, ma non credo ci sia nessuna attività. Da quello che risulta a me, almeno per quanto riguarda le padovanelle, posso dire che non si è svolta alcun tipo di manifestazione. Chiaramente ci si occupa dei cavalli, ci mancherebbe altro, Beh certo, quello sì, ovvio. Lo fanno loro come lo fanno le persone nei maneggi, con tutti i problemi che abbiamo spiegato ieri con Verrecchia della movimentazione dei cavalli. Sì, assolutamente sì. Quando apriranno le gabbie, spero che se vengo a Padova potremo andare a bere uno spritz assieme. Questo sarebbe un piacere veramente, anche perché ci sono tantissimi aneddoti che possiamo ricordare assieme. Spero che questa piccola sorpresa che ho fatto oggi, andando a ripescare, col quale ci salutiamo, il calcio del sorriso, scritto da Red Canziane, cantato quella volta appunto al Tenni con Chiara e con Philip, sia stato un bel modo per rivederci e adesso per salutarci. Grazie veramente, è stata veramente, sarebbe stato un piacere lo stesso parlare di equitazione, parlare di cavalli e soprattutto di incontrarmi con te, però questa è stata una ciliegina veramente straordinaria, devo dire la verità, che ti ringrazio moltissimo. Grazie Assessore, una cortesia personale, un saluto a Sergio Giordani. Grazie, non mancherò sicuramente, grazie a tutte le persone che erano in linea, grazie. Ho visto cuoricini e pollicini che correvano, per cui insomma. Grazie. Così, dai. Grazie mille. Grazie ancora. Grazie, arrivederci. La nostra squadra sempre